Napoli capitale della pizza. Il maestro pizzaiolo Enrico Porzio ci accompagnerà in un viaggio culinario attraverso le tante pizze che colorano questa città. Oggi puntata sulla pizza SG, senza glutine, una pizza spesso sottovalutata, ma che in realtà oggi in tanti stanno iniziando a mangiare. Non solo per le intolleranze, ma anche per uno stile alimentare. La dedica speciale per questa occasione a un grande del cinema italiano, Massimo Troisi. Il nostro Enrico incontrerà 3 amici. Ciao, sono Giustino Catalano, ho 61 anni e sono napoletano. Sono Erfilia Cacace, ho 38 anni e da piccola sognavo di diventare stilista o disegnatrice di fumetti o di personaggi di videogame. Sono Sasa Criscuolo, ho 34 anni e da piccolino ho sempre voluto fare il benzinaio. Che gli presenteranno 3 tra i migliori pizzaioli di questo stile. Sono Vincenzo Mazzola, titolare della pizzeria Vincenzo Mazzola di Casalnuovo. Sono Alessio Donzetti, ho 18 anni e rappresento la nuova generazione della pizzeria della mia famiglia, i Donzetti Pizza & Murro. Ci troviamo a Casandrino, in provincia di Napoli. Sono Roberto Susta di Sustable a Volla. Gli faranno assaggiare il loro cavallo di battaglia, ma il nostro Enrico li metterà in difficoltà. Gli chiederà di realizzare una pizza dedicata ad un personaggio famoso. Chi riuscirà a trovare gli ingredienti giusti? Strapizzami di coccole. Vaiù, scusate il fiatone, Villa Comunale di Sant'Antimo, città metropolitana di Napoli, ma chiamo... Giustino, Enrico? Scusami, sono arrivato, 2 minuti e solo. Enrico, A proposito di Massimo Troisi, scusate il ritardo. e che c'entra Massimo Troisi? Come che c'è il Massimo Troisi? Mo che vengo te lo spiego. Ciao. Vabbè. Oggi siamo a Sant'Antimo, un paese dell'entroterra napoletano che ha tanto da raccontare. Tra vicoli, palazzi storici e antiche chiese, Sant'Antimo racconta l'evoluzione di un luogo che ha saputo mantenere viva la propria identità. Ci troviamo nella Villa Comunale, spazio verde nel cuore pulsante del paese. Ciao, sono Giustino Catalano, ho 61 anni e sono napoletano. Sono un giornalista enogastronomico che collabora con riviste e televisioni. Sono anche il fondatore della testata giornalistica di testedigola.com. La mia famiglia viene dal cibo, sia da parte paterna che da parte materna, e c'è un aneddoto molto divertente di quando ero bambino. Siamo andati con mio padre, che avevo poco più di 3 anni, a comprare delle pizze e il giorno dopo io mi sono messo su una panca che avevamo in casa e ho battuto le mani. È arrivata mia madre e mi ha detto: "Ma che stai facendo? Il pizzaloio?" Beh, non ho fatto il pizzaiolo nella mia vita, ma ne scrivo. Se volete mi potete seguire sui miei canali social cercando Giustino Catalano oppure sulla mia testata giornalistica www.ditestedigola.com. Vi aspetto. Giustino. Henry, ma che? Ti vedo tutto affaticato. Scusami, ma ho fatto un poco tardi. Henry, ma che su fatte Massimo Troisi? Mo che andiamo a mangiare te lo spiego. Dove andiamo? Ti prego, tenga una fame che non è te. Ti porto qui vicino dai Donzetti Pizza & Murro a Casandrino. Sono Alessio Donzetti, ho 18 anni e rappresento la nuova generazione della pizzeria della mia famiglia, i Donzetti Pizza & Murro. Ci troviamo a Casandrino, in provincia di Napoli. Siamo molto orgogliosi della nostra pizza senza glutine, così gustosa che molti clienti ci affermano di non notare differenza con la pizza tradizionale. Perché venire a mangiare la pizza da noi per la nostra qualità, per la nostra passione e la nostra attenzione in tutte le esigenze alimentari dei clienti. E che mi fai mangiare? Una pizza senza glutine, io ne capisco, mia figlia è intollerante. E in modo particolare? La tramonto. Wow, come è fatto? Ridi a mangiare una pizza? Sì. E vieni a prestare a me. Sì, in effetti avevo corso già poco. Giustino!
Ciao Ale, buongiorno. Buongiorno, bello, bello. Oggi ho una sorpresa per te. Guarda chi ti ho portato. Henry, piacere. Piacere mio Alessio. Enrico, qua siamo da un giovanissimo pizzaiolo che ho visto crescere. Questo l'ho visto proprio da bambino. Che fa secondo me la migliore senza glutine che ci sta. Giusti, sta cosa era scontata. E ovviamente l'hai visto crescere. Allora, fa una cosa. Io faccio 2 chiacchiere con Alessio. Tu nel frattempo accomodati che tra poco iniziamo a mangiare. Trattamelo bene che poi Assolutamente, assolutamente. Allora Alessio, sei giovanissimo. Pizzaiolo da quanto tempo? Henry, è da più o meno un anno che cerco di emergere in questo settore. E quindi sempre in questa sede. Sì, io mi sono sempre occupato di questa sede, anche se mio padre ne ha un'altra, ma io gestisco questa da un anno su per giù. Allora deduco che la passione per la pizza te l'ha trasmessa tuo padre. Sì, me l'ha trasmessa mio padre, anche se lui discende da una famiglia di friggitori, infatti suo nonno fondò come cazzo cociaforia. Per i nostri amici che non hanno capito, nella nostra città, quando una cosa è particolarmente calda, usiamo le 3C. Come cazzo cuoce. Alessio, veramente una bella storia, familiare e anche piena di emozioni. Però non mi basta, ma già fai fatto tu. Portami nel tuo angolo gluten free. Henry, e vieni a festa a me. A cominciare che state a una, ma che pesta is. Alessio, allora, la tua pizza senza glutine, ma con quale tecnica di impasto la prepari? Henry, la preparo con una tecnica di impasto diretta, come vuole la tradizione. Che tipo di farine utilizzi? Utilizzo una farina e mix di cereali con 24 ore di lievitazione E l'idratazione? all'80%. Ale, a cottura come da essere? Henry, lenta, dolce e mai aggressiva. Si preparate, però io ci metto in difficoltà. Giustino mi ha detto della tua pizza tramonto, il cavallo di battaglia. Ma io ti metto in difficoltà. Mi devi fare anche una pizza dedicata a Massimo Troisi. Me la fai? E certo che te la faccio. E allora io mi accomodo e tu strapizzami di coccole. Massimo Troisi. Massimo Troisi. Il postino. Ma è stato candidato. Qui ci vuole una pizza da Oscar. Ah, eccomi qua. Allora Enrico, com'è andata? Giustino, direi bene, anzi benissimo. Alessio, nonostante la giovane età, è già molto preparato. Ma poi il locale allestito e arredato in chiave moderna, è una bella pizzeria. A proposito di pizzerie, ma da quanto tempo sei cliente della famiglia Donzetti? Io sono cliente inizialmente da almeno 10-11 anni or sono. Dopodiché siamo diventati amici. Quindi sto ragazzino l'ho visto prima piccolo e poi l'ho visto crescere. Fino a che non è arrivato a questa realtà che sta guidando secondo me bene. Ne sentiremo parlare. Senti, ma oltre al tramonto, se io volessi risorgere, che pizza mi consiglieresti? E io sono un anziano. Io personalmente il ripieno scassato. E come è fatto? Hai presente il nostro ripieno, quello con cicoli, ricotta, pepe, aperto a pizza. E chi mi da fa mangiare? No, tu ti affida. No. Assaggia la tramonto e ti vedrai che ti trovi bene. Giustino, ma sei sicuro? Sicurissimo. Speriamo bene. La pizza senza glutine nasce dall'esigenza di rendere questo piatto iconico, accessibile a chi soffre di celiachia o intolleranze. Le prime versioni risalgono agli anni 90, quando iniziarono a diffondersi le alternative alle farine tradizionali. È una variante che ha richiesto studio e innovazione, ma che oggi rappresenta un perfetto equilibrio tra inclusività e rispetto della tradizione. Rieccola la nostra pizza. Fiori, salve! Questa è una tramonto con crema di zucca, salsiccia, provola e menezzana alla brace. Buon appetito! Grazie. Giusti, il colore e il profumo, 2 indizi che dovrebbero fare una prova, ma io non mi fido, l'hanno assaggiato. Procediamo.
una fetta a te, una fetta a me. Giusti, ovvero che è una senza glutine, ma sempre pizze. Ma mangia che mai? Va bene. Buona, eh? Bravo Alessio, bravo. Enrico, ci tengo a dire una cosa. Che questo impasto senza glutine è fatto solo con farina. Capiscimi, tu che sei un professionista. Non ci sono miglioratori, né naturali né chimici. È solo farina e olio di gomito. È farina del suo sacco, allora. E ti dirò anche che mia figlia, quando viene, la prende, ma senza salsiccia, perché lei è pure vegetariana. Pure. Massimo Troisi, nacque a San Giorgio a Cremano il 19 febbraio del Vabbè, ma che stai 1953. facendo? Tu sto leggendo a Massimo Troisi. Ma tu hai scelto il postino, il film di Massimo Troisi? Hai scelto il piatto preferito di Massimo Troisi? Sì. E allora, andiamoci. Giusti, effettivamente l'impasto sembra quasi quello di una pizza normale. Bravo. E poi il bilanciamento degli ingredienti, perfetto, Ovviamente c'è anche da tenere in considerazione che la zucca e la salsiccia sono due fra i miei ingredienti preferiti, quindi il suo cavallo di battaglia ci sta, che è una pizza veramente fatta bene. Però, Massimo Troisi? Nada vuoto Massimo Troisi. E che c'entra Massimo Troisi? Tu sei una fissa. Guarda che io ho cercato di metterlo in difficoltà, ho chiesto ad Alessio di farmi una pizza dedicata a Massimo Troisi. Ah, adesso capisco Massimo Troisi perché lo ripetevi. Vediamo, secondo me riesce a fare delle belle cose, vedrai. Ma prima veramente si è bravo. E vediamo. Massimo Troisi nacque a San Giorgio a Cremano, alle porte di Napoli. Cresciuto in una famiglia semplice, fin da piccolo mostrò una spiccata sensibilità per il teatro. La sua comicità prendeva forma tra le storie di strada e i gesti quotidiani della sua gente. Enrico, ecco il tuo Massimo Troisi. Bene. Eccomi qui, Enrico. Questa è la mia Neruda, la pizza dedicata a Massimo Troisi. Con passata di pomodoro, pomodorini, carciofi in doppia consistenza, affogati e fritti, con all'uscita prezzemolo, basilico e scaglie di parmigiano per completare. Buon appetito. Grazie. Grazie. Enrico, che ne dici? Giustino, bella pizza, però ma manca qualcosa, non mi ricordo. Che c'è azzecca Neruda con Massimo Troisi? Io l'ho capito mentre lo diceva. Tu devi sapere che noi siamo stati quest'estate in vacanza insieme a Procida. Lì Massimo Troisi, mentre girava il film Il Postino, si faceva fare uno spaghetto con pomodoro, pomodorini e carciofi, che finiva poi con il parmigiano, il prezzemolo e il basilico. È stato talmente famoso e talmente ricorrente che a Procida tutti quanti fanno questo spaghetto, il postino o spaghetto ruoppolo, come si chiamava nel film Il Postino che lui interpretava, che portava le lettere a Neruda. Lo scrittore! Esattamente, ecco perché. Giusti, non ci resta che mangiare. Dobbiamo mangiarlo assolutamente. Con le mani, amico. Assolutamente. Massimo Troisi ne capiva. Che mi piace assai, il gioco delle consistenze. È vero. Pomodoro, passato e a pezzi. I carciofi, morbidi e croccanti. Mamma mia, bella, bravo. Che poi pomodoro e carciofi insieme stanno veramente bene. Compensano. Sì. A proposito del postino, Giustino, gli devo parlare. È importante, mi sono innamorato. Ma tu lo sai che il postino ha vinto un Oscar
un David di Donatello, 3 nastri d'argento ed è stato 5 volte premiato dal BAFA. Premi a morire. Quindi mi sa che questa pizza, questo la metto a menù però, se gliela approviamo. Assolutamente sì. Aiuto, ma che stiamo facendo? Poi Ale, com'è andata la pizza? Tutto a posto, però non guardiamo Enrico, andiamo a lavorare, su, diciamo lo studio. Enrico, allora com'è andata? Giustino, con tutta sincerità ti devo solo ringraziare. Non fa piacere. Mi hai fatto conoscere una pizzeria che oltre alle pizze classiche fa anche una grande pizza senza glutine. E poi Alessio, un giovane che farà parlare di sé, te lo garantisco io. Perfetto. Però io ti devo fare una domanda, già conoscendo anche l'esito a questo punto. Alessio si merita il grembiule di sta pizza midi coccole? Assolutamente sì, secondo me. E allora io lo raggiungo per consegnargli il grembiule. E io, se permetti, pago il conto. Oggi sei ospite mio. No, ti prego. Mi devi far fare. Va bene. Proprio stavolta che volevo pagare io. Alessio, bravo. Grazie mille Enrico. Veramente bravo, mi hai ricordato addirittura l'Enrico da giovane pizzaiolo che nonostante l'età gestisce il suo locale in modo impeccabile, ordine e vigore. Ma poi le tue pizze senza glutine sono qualcosa da raccontare, tramonto. Sei stato fortunato perché la zucca e la salsiccia sono 2 dei miei ingredienti preferiti, però sei stato pure bravo perché il tutto era bilanciato in modo impeccabile. E poi ti piace Massimo Troisi, subito l'hai già capito, perché solo un appassionato poteva collegare Neruda ad una pizza. Spaghetto ruppolo, il piatto preferito di Massimo Troisi, è diventata una pizza. Motivo per cui ti consegno il grembiule di sta pizza midi coccole e saluto i nostri amici a modo mio. Voglio, replicate, ma non imitate, perché anche continuare la tradizione di famiglia sa da saper fare.